Proclamato il lutto cittadino a Canicattì per la morte del giovane Angelo Giardina, deceduto ieri in un incidente sul lavoro. Consiglio comunale straordinario a Canicattì sull'emergenza idrica. Il gruppo della DC al Consiglio comunale di Agrigento interviene sull'acqua in occasione della seduta straordinaria. Nessuna risposta ricevuta dall'assessore regionale Roberto Di Mauro. Sono 236 i comuni siciliani che non hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione per il 2023, per il quale è scattato il commissariamento. Ad affermarlo è l'assessore regionale agli enti locali Messina. Incontro di calcio ieri per una rappresentanza della Polizia di Stato e quelli dei centri di Comitini, Sant'Elisabetta e Racalmuto, organizzato dall'associazione Cometa ETS nel campetto di calcio di San Leone. Si è svolto ieri la 25esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso al Piazzale Caos di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Il comune di Canicattì ha proclamato una giornata di lutto cittadino per la morte di Angelo Giardina, l'operaio di 21 anni deceduto nella giornata di ieri in un incidente sul lavoro, il servizio. Una giovane vita spezzata, un'intera famiglia segnata dal dolore e l'ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Agrigento, dove un operaio di soli 21 anni, Angelo Giardina, è deceduto dopo essere stato travolto dal carrello elevatore che stava manovrando. La procura di Agrigento sequestra atti e l'area dell'incidente e indaga 2 persone. Il comune di Canicattì intanto ha proclamato una giornata di lutto cittadino per la morte di Angelo Giardina. E la nostra comunità purtroppo piange una morte bianca, si legge in una nota del sindaco Corbo. Saranno esposte le bandiere a mezz'asta nel Palazzo di Città, saranno sospese le manifestazioni pubbliche eventualmente previste fino alla conclusione delle esequie. Si invita la comunità a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. I funerali si terranno oggi pomeriggio, sabato alle ore 16, nella chiesa Maria Ausiliatrice. Sulla tragedia interviene la Fillea CGIL, pur non conoscendo l'esatta dinamica dell'incidente, non può che denunciare la necessità di maggiori controlli, soprattutto per quanto riguarda la verifica della formazione che per l'edilizia obbliga le imprese edili a avviare i lavoratori neoassunti a un corso di formazione della durata di 2 giornate. L'obbligo esiste per coloro che sono privi di pregressa esperienza nel settore edile. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro. La Fillea CGIL da sempre e quotidianamente ha sempre urlato che il lavoro deve servire a vivere e a non morire. Le morti sul lavoro, soprattutto quello edile, hanno raggiunto record preoccupanti e l'auspicio della Fillea CGIL è che queste tragedie facciano da sprone per l'innalzamento del livello di attenzione da parte della politica verso i problemi che attanagliano tutto il mondo del lavoro al fine di evitare queste morti assurde, umanamente inaccettabili. La Fillea CGIL conclude e presenta ogni giorno nei cantieri edili, informando i lavoratori sulle attuali norme che consentono di poter lavorare in sicurezza, toccando con mano le insidie, raccogliendo la testimonianza degna di rispetto, tant'è che qualche giorno addietro ad Agrigento il sindacato ha scritto ai sindaci della provincia affinché gli stessi si adoperano per emanare specifiche ordinanze che vietino lo svolgimento di tutte quelle attività esposte al rischio termico. E sull'incidente di Canicattì interviene oggi l'onorevole Giovanna Iacono, parlamentare nazionale del PD, affermando come, in attesa che le autorità competenti chiariscano quanto avvenuto, non possiamo che continuare a chiedere che si faccia il possibile per evitare altre tragedie come questa. Solo nel primo trimestre del 2024 sono stati registrati già 191 decessi per incidenti sul lavoro, un bollettino di morte che purtroppo è destinato a crescere. Tante volte abbiamo chiesto al governo nazionale di dare attenzione alla prevenzione, potenziando le attività di formazione e vigilanza. Tutte le istituzioni devono sentirsi coinvolte in una battaglia comune sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro. E sempre a Canicattì, Consiglio Comunale straordinario per la mancanza di acqua. Sentiamo alcune interviste.
Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Giuseppe Alaimo, Consiglio Comunale straordinario e aperto sull'emergenza idrica in città, convocato dal presidente, il professor Mimmo Licata. Tantissima gente che grida sia fuori che dentro l'aula, siamo senza acqua. Nonostante il sindaco ha sbloccato il servizio delle autobotti, per quale motivo siamo tutti senza acqua? Allora, il motivo perché siamo senza acqua, perché non basta, il sindaco di Ravanusa l'altro giorno si è preso la responsabilità, ha fatto un'ordinanza e ha sbloccato le autobotti, sia quelle convenzionate con AICA, sia quelle non convenzionate, perché i cittadini di Canicattì devono essere sempre cittadini di serie B. Noi non possiamo tollerare queste cose, il problema dell'acqua è un problema di tutti, anche di noi che facciamo parte del Consiglio Comunale. Io a casa ho 2 bimbe piccole di 3 mesi e mezzo e ieri sono andato a lavare da mia nonna. Questa è la verità, quindi non è che tutti hanno il contratto, si deve avere del tempo e non si possono obbligare i cittadini ad avere un contratto con AICA, perché una famiglia media che guadagna 1.300 euro come fa ad avere un contratto con AICA che costa 5.000 euro l'anno e non ti mandano nemmeno l'acqua? È insostenibile, quindi dico, se aspettavamo che il sindaco e l'amministrazione era presente, ma non c'è nessuno presente, né il sindaco né l'amministrazione. Non c'è AICA, non c'è il prefetto, ma anche noi che per esempio abbiamo il contratto con AICA, telefoniamo a un autobottista autorizzato, non rispondono mai al telefono, perché? Proprio per questo dico che il servizio è inefficiente e non possiamo obbligare i cittadini ad avere un contratto. L'acqua deve essere pubblica per tutti, ci sono delle autobotti e devono lavorare intanto perché devono garantire l'acqua alla città, perché c'è un problema igienico-sanitario, un problema idrico e non si può scherzare con la salute dei cittadini. Se oggi non usciamo qui noi con una soluzione, io inviterò anche i cittadini ad fare un presidio in questo Consiglio Comunale. Io stasera sono costretto e sono anche disponibile a dormire qua stanotte, perché il sindaco e l'amministrazione dovevano essere presenti oggi qua, dovevano dare delle risposte, no che non si presentano. Quindi con 40 gradi, questa emergenza idrica, la gente esasperata, le attività al collasso perché non possono lavorare, né parrucchieri, né bar, né ristoranti, né panifici, pizzerie, chiunque. I campi estivi per i bambini, le piscine, insomma rischiano tutti di chiudere. Noi siamo esasperati che non ci possiamo lavare e non possiamo neanche attaccare la lavatrice. Con questa temperatura la soluzione qual è? Che si torni al passato, lavorino tutti gli autobottisti, sia quelli autorizzati che quelli non autorizzati, in attesa che si mettano in regola? Io spero che il sindaco si ravveda e faccia subito un'ordinanza per fare lavorare, ma non domani, ora, questa sera stesso. Gli autobottisti devono garantire il servizio idrico alla città, ma giustamente se non sono autorizzati non lo possono fare, non possono garantirlo. Spero che il sindaco o qualcuno dell'amministrazione comunale firmi questa ordinanza. Se fosse dipeso da me oggi, dipenderebbe da me come vicepresidente del Consiglio Comunale, io firmerei quell'ordinanza a qualsiasi costo e con qualsiasi conseguenza me ne potrei trarre, perché quando la mia città è in ginocchio io sono in ginocchio e sto male a vedere i miei cittadini anziani con bambini disabili a casa. Io non lo posso tollerare, sono costretto, lo ripeto stasera, anche a dormire qua dentro insieme a qualche altro. E sentiamo adesso un cittadino, Luigi Di Franco. La situazione ormai è esasperante, lo dico anche io da cittadina. Guardi, è un momento critico, Canicattì non ha mai attraversato una situazione di questo genere. Quando ci sono queste calamità, perché si tratta di una calamità naturale, la siccità è una di queste, sia nell'eccesso di quando piove e sia di quando questa purtroppo manca. Quindi io dico semplicemente una cosa, in un momento di questo io mi rivolgo alle istituzioni, alle forze dell'ordine, a tutti quanti, di adoperare il buonsenso. L'acqua manca e bisogna far sì che arrivi e che i cittadini possano adempiere alle necessità quotidiane. Quindi io dico di chiudere un occhio, di lasciare gli autobottisti, di rifornire le persone, di rifornire tutti gli enti che hanno di bisogno, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle case di riposo, dai problemi di quelle che hanno gli handicap, che hanno necessità. I cittadini davanti al comune, questa è l'esasperazione per essere tutti senza acqua in piena estate con 40 gradi. Come si vive così? Non ne posso più, signora. Per tutti. L'acqua, non puoi vivere senza acqua, assolutissimamente. Non posso manco parlare perché ci ho credato tanto là sopra io. Lei ha un'attività? Sì, io ho un'attività, una pizzeria e oggi siamo chiusi a causa della mancanza d'acqua, le autobotti ferme e io ai miei figli cosa dico? Oggi non si mangia? Dobbiamo risolvere al più presto, non si può stare nel 2024 così senza acqua, il nord l'acqua non manca mai e noi qua siamo sempre senza, sembriamo in Africa.
Anche lei ha lo stesso problema di molti che pur chiamando gli autobottisti autorizzati nessuno risponde a telefono? Anche se rispondono dicono che non possono venire perché rischiano anche delle grosse sanzioni e quindi nessuno porta l'acqua, anche a pagarla stracara, ma non viene nessuno. E questo quindi il punto, non si parla di autorizzati o non autorizzati, qua si parla che nessuno porta l'acqua, siamo anche disposti a pagarla di più, ma l'acqua non la portano. Esattamente. Ci costringono a stare chiusi, a non lavorare e a non guadagnare nulla. Anzi, ogni giorno che siamo chiusi perdiamo soldi e rimaniamo proprio con le tasche vuote, senza poter risolvere nulla. Il sindaco nemmeno si presenta, non è nemmeno presente al comune, è una vergogna. Al Consiglio Comunale straordinario che si è svolto ad Agrigento per la crisi idrica ha partecipato anche l'assessore al ramo Roberto Di Mauro, che ha rilasciato questa breve dichiarazione. Ma abbiamo una programmazione che è stata condivisa con l'assessorato alla protezione civile, frutto di un'intesa che si è raggiunta nella cabina di regia. Sono 6 milioni di euro che oggi nel corso di questo incontro credo che AICA avrà modo di comunicare quando inizieranno i lavori, perché i soldi sono stati disposti, non sono ancora stati, voglio dire, consegnati nelle mani dell'amministrazione, però essendo un'ordinanza di protezione civile c'è la certezza del pagamento e quindi i lavori possono iniziare. La seconda parte è quella diciamo così, del dissalatore. Ieri abbiamo approvato una legge che indica una somma cospicua a proposito di nuove attenzioni verso questo territorio che versa soprattutto Agrigento in una condizione difficile e si è acclarato che una somma di circa 1 milione di euro servirà per fare immediatamente il progetto del dissalatore. Da questo nasce poi subito la procedura della gara d'appalto che nel giro di 3 mesi dovrebbe essere realizzabile. Sono procedure molto rapide che riguardano in buona sostanza un intervento di moduli che si dovrebbero collocare a Porto Empedocle e che garantirebbero una quantità di almeno 100 litri d'acqua al secondo. La DC sul Consiglio Comunale aperto sull'acqua interviene affermando come ringraziamo la città per essersi fatta sentire e avere partecipato al Consiglio Comunale aperto sull'acqua. Invitiamo le associazioni a chiederne uno sull'organizzazione di Capitale della Cultura. Per il resto ci scusiamo per i pochi impegni presi dalla politica in questa sede. Non abbiamo ricevuto delucidazioni sulla tempistica di attivazione del nuovo dissalatore, né spiegazioni sul perché sia stato smantellato, né sapere se sarà alimentato da energia alternativa. Non abbiamo sentito scuse sui ritardi nelle procedure di appalto del primo stralcio della nuova rete, né soprattutto notizie e tempi della gara per il secondo lotto. San Leone, Villaggio Mosè, Fontanelle, queste zone avranno mai una rete nuova? E sui rapporti con i comuni montani è possibile fare ordinanze per avere un po' della loro acqua in emergenza? Sulla diga Castello perché non si mettono più potabilizzatori? Quando avremo il nuovo depuratore di Timba dei Palombi e quando lo avremo potremo dare tutta quest'acqua depurata agli agricoltori così da averne più per usi civili. Nessuna risposta da parte dell'assessore Di Mauro, questo quanto affermato dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento. E sono 236 i comuni siciliani che a oggi non hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione per l'anno 2023, per i quali scatta adesso il commissariamento. L'assessore regionale all'autonomie locali Andrea Messina ha firmato i decreti di nomina dei commissari ad acta che svolgeranno le attività necessarie all'approvazione, assumendo le funzioni sostitutive degli organismi inadempienti fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. I commissari ad acta che appartengono al corpo ispettivo della Regione presso il Dipartimento delle Autonomie Locali al momento dell'insediamento verificheranno lo stato del procedimento. I comuni interessati sono 26 nella provincia di Agrigento, 16 a Caltanissetta, 30 a Catania, 11 a Enna, 64 a Messina, 54 a Palermo, 8 a Ragusa, 12 a Siracusa e 15 a Trapani.
Tra gli eventi organizzati per la giornata del rifugiato dall'Associazione Culturale Cometa ETS si è svolto ieri al campetto di calcio del villaggio Peruzzo un incontro tra la rappresentativa della Polizia di Stato e i ragazzi dei centri di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta. Noi abbiamo seguito l'evento. Il secondo appuntamento di calcio tra una rappresentanza delle Polizia di Stato i ragazzi dei centri di Comitini, Santa Elisabetta e Racalmuto? Sì, oggi è la giornata conclusiva di una serie di manifestazioni, sia a livello culturale che sportivo. Oggi i nostri ragazzi scontrano i ragazzi della Polizia di Stato, amici della Polizia di Stato, in un incontro amichevole. Questo vuole segnare una giornata di festa, una giornata di condivisione volta alla piena integrazione, che poi è il fiore all'occhiello delle attività che l'Associazione Culturale Cometa porta avanti ogni anno in questo periodo che è la giornata mondiale del rifugiato, proprio per ricordare che questi ragazzi che hanno attraversato il mare, che veramente hanno rischiato la vita, qui inseguono un sogno e questo sogno deve essere condiviso in queste bellissime giornate. Ci sono altri appuntamenti a Comitini prossimi? Sì, allora, altri appuntamenti, il giorno 3 la festa del tricolore a Comitini e poi il 4 e il 5 luglio un'attività formativa, un seminario condotto dalla professoressa Tiziana Tarsia dell'Università di Messina con come argomento centrale la comunicazione e soprattutto il lavoro d'equipe. I ragazzi hanno ben risposto a questi due eventi con molta allegria, con molta simpatia, ma in particolare con molta partecipazione. Allora, devo dire che questa attività nasce proprio da una richiesta da parte dei ragazzi. In una giornata qualsiasi uno dei ragazzi, Simca, un ragazzo di Racalmuto, ci ha chiesto proprio questo, l'organizzazione di un torneo e noi abbiamo pensato proprio di organizzare e coinvolgere gli amici della polizia proprio perché a noi interessa avvicinare i nostri ragazzi a un organismo così importante come quello della Polizia di Stato che loro vedono solamente al momento dello sbarco e quando devono comunque portare avanti i loro documenti. Nel momento di integrazione oggi c'è una rappresentativa della Polizia di Stato e i ragazzi del centro di Racalmuto, Comitini e Santa Elisabetta con una bella partita. Una bellissima partita, sicuramente una partita che ha un valore aggiunto rispetto a un qualsiasi altro evento sportivo. La Polizia di Stato, la Questura di Agrigento e in particolare l'Ufficio Immigrazione che ho il privilegio di dirigere ci tiene particolarmente a partecipare a questo genere di manifestazioni. Oggi si concludono tutta una serie di eventi connessi alla giornata mondiale del rifugiato. Il senso è quello di certificare la vicinanza delle istituzioni agli organismi che in qualche modo partecipano alla gestione del fenomeno migratorio e lo fanno con tutte le loro forze e con sforzi immani alla pari di quanto non avvenga all'interno delle istituzioni. La Polizia di Stato quindi oggi cristallizza un concetto importante, cioè il fatto che la gestione amministrativa delle pratiche connesse alla migrazione di cittadini stranieri dal nostro territorio ha qualcosa dietro, cioè non si tratta di pratiche meramente amministrative, ma si tratta di persone con una storia, con un vissuto e che anche loro diciamo fanno degli sforzi immani per provare ad integrarsi nel nostro territorio. Ecco, la Polizia di Stato ha un onore e un dovere nel dargli questa possibilità e nel mostrarsi assolutamente disponibile a garantire questo. Insomma, il lavoro impegnativo è il vostro? Il lavoro è sicuramente delicato, le dicevo proprio per questo aspetto particolare, a differenza di altre attività amministrative, questa come poche altre consentono, se lo si vuole, se lo si fa con attenzione, di analizzare tutto quello che sta dietro alla singola pratica amministrativa, al singolo straniero, quindi consente di creare un rapporto empatico che se da una parte come dire, arricchisce dal punto di vista professionale, certamente arricchisce dal punto di vista umano. Come ti chiami? Mi chiamo Ayuba Touré. Allora, oggi qui al San Leone questa partita di calcio con
alcuni giocatori in rappresentanza della Polizia di Stato? Sì, che ne pensi? sì, è troppo importante perché fa parte di integrazione, capisci? Siamo molto contenti, si ringrazia tutti gli italiani per questa organizzazione molto importante. Capisci? Noi siamo qua, c'è tanta raccoglienza qua in Italia, siamo troppo contenti. Ringrazio tutti gli italiani, ringrazio tutti gli organizzatori, tutti i responsabili di comunità, operatori di comunità per questa organizzazione. Grazie mille, grazie a tanti italiani. Da dove vieni tu? Io sono di Guinea, Nuova Guinea. Ah, Guinea. Ti sei integrato qui in Italia? Sì. In Sicilia, ti piace stare con noi? Sì, mi piace l'Italia, io sono qua da un anno, poco, 6 mesi così. Però parli bene già la lingua, quindi vuol dire che hai avuto modo di studiare, no? Meno male, io studi a Santa Elisabetta, ho iniziato a Raffadari, è là che io sono comunità di minore. È passato bene, anche quest'anno abbiamo fatto l'esame, è passato troppo perfettamente. Siamo troppo contenti per tutti gli italiani, siamo tutti contenti qua. Ero orgoglioso di aver fatto parte di questa manifestazione. Oggi c'è la giornata del rifugiato e quindi ci siamo ritrovati qui per questo triangolare di calcio. Un grazie a tutte le associazioni che ogni giorno si spendono per questi ragazzi, queste persone che scappano da una terra martoriata in cerca di una vita, di un futuro migliore. Ero orgoglioso di avere l'associazione Cometa, dei comitini che ogni giorno si spendono per questi ragazzi, come dicevo, ma un grazie anche ai miei cittadini che realmente accolgono queste persone e ogni giorno li fanno sentire a casa propria. È bello questo, no? È bello, sì. Città come Comitini. Anche noi a Comitini li teniamo sempre in considerazione, sempre al centro delle attenzioni con le nostre manifestazioni, tant'è vero che il giorno 3 li abbiamo invitati per la manifestazione che ci sarà del 3 luglio, si celebra la breccia di Comitini, 3 luglio alle 18:30 saranno presenti i ragazzi della Cometa, li abbiamo rinvitati e abbiamo organizzato una manifestazione anche per giorno 13 luglio e poi concluderemo le manifestazioni con questi ragazzi per la settimana di San Giacomo. Si sono conclusi gli esami di Stato. Al Niccolò Gallo di Agrigento presente il sindaco Miccichè e il dirigente scolastico Ferrandelli, nella sua qualità di presidente della commissione esaminatrice, hanno assistito all'esame di Adriano, uno studente con disabilità, il servizio. L'Istituto Alberghiero Niccolò Gallo di Agrigento, diretta dal dirigente scolastico Giovanna Pisano, ha avuto l'onore di ricevere la visita del sindaco di Agrigento Miccichè, il quale, accolto dal presidente della commissione esaminatrice, il dirigente scolastico Ferrandelli, e dai docenti, ha assistito allo svolgimento di alcuni colloqui orali degli studenti per gli esami di maturità. In particolare ha avuto il piacere di seguire con attenzione l'esame dello studente Adriano Amel. Per l'occasione Adriano è stato coadiuvato dall'insegnante di sostegno Eufrasia Monteleone, dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione Calogero Vassallo e dal professore di sala Salvatore Piscopo. Ha preparato al sindaco e ai docenti presenti uno speciale cocktail a base di prodotti ittici del territorio con le arance, il mandarino e il melograno. Adriano ha superato l'esame con il massimo dei voti. È stata l'occasione, a detta della dirigente scolastica, per mostrare al sindaco i progressi effettuati dall'Istituto Alberghiero Agrigentino che, grazie ai finanziamenti nazionali e europei, ha ulteriormente arricchito le proprie dotazioni informatiche e le attrezzature che rendono allettante per gli studenti la frequenza di un istituto all'avanguardia scolasticamente nel settore della ristorazione e dei servizi alberghieri. Gli studenti nel corso dell'anno hanno avuto l'opportunità di effettuare delle attività formative presso importanti realtà ricettive presenti nel nostro territorio, come nel caso dello stage, durato una settimana presso la struttura alberghiera Adler, dove gli studenti hanno potuto concretamente da un lato rendersi conto della qualità dei servizi offerti alla clientela e dall'altro essere direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività riguardanti il settore enogastronomico. Particolari apprezzamenti sono stati espressi dal sindaco della città Miccichè. Alla sala convegni del Molo Trapeziodale di Palermo, il mare dentro, incontro di approfondimento sulle potenzialità del mare, prezioso strumento per l'economia siciliana, presente Nello Musumeci, ministro delle politiche del mare. La corrispondenza da Palermo. Abbiamo la necessità di valorizzare questo bene
insostituibile della natura, e per farlo dobbiamo programmare gli interventi, capire quali sono le risorse a disposizione e darci un calendario, un cronoprogramma. Oggi la Sicilia, anche per la sua collocazione geografica, può giocare un ruolo importante nella prospettiva mediterranea con i paesi di rimpettaia africani e con i paesi del vicino e Medio Oriente. Per essere competitivi serve una rete portuale efficiente, moderna, digitalizzata, elettrificata, servono più porti e approdi turistici perché l'offerta non riesce a soddisfare la domanda, servono nuove abilità professionali, soprattutto fra i giovani. Io credo che abbiamo tutte le carte in regola, come i dati dimostrano, per poter giocare con il mare quella carta che finora abbiamo lasciato nel mazzo. A proposito di porti turistici, le isole Egadi e le isole Eolie hanno dei porti ancora obsoleti, spesso gli ariscafi non riescono ad attraccare. Non conosco gli ultimi provvedimenti, ricordo soltanto che da Presidente della Regione abbiamo destinato oltre 100 milioni di euro alla infrastrutturazione della portualità minore, che deve e può giocare davvero un ruolo importante, assieme ai grandi porti che invece debbono diversificare la propria vocazione, porti turistici, porti commerciali, porti pescherecci. Ecco perché io sono convinto che le autorità di sistema portuale, tanto della Sicilia occidentale quanto di quella orientale, abbiano già programmato interventi su questa linea. Il mare non è più un problema, con questo governo, con questa maggioranza abbiamo cambiato paradigma istituendo un apposito ministero che sta realizzando politiche specifiche per il mare. La Blue Economy è un segmento importante dell'economia, la Sicilia non può rimanere indietro, non rimarrà indietro nello sviluppo di politiche precise, di linee di intervento precise per trarre dal mare tutti quei benefici di cui la nostra economia ha bisogno. Abbiamo ancora interi territori che hanno nel segmento della pesca un frammento importante della propria economia. Da parte del Ministero competente sono arrivate delle misure precise, altre ne arriveranno e dunque tutti gli sforzi messi in atto vanno nella direzione di trarre dal mare il massimo del beneficio possibile, sia sotto il profilo della naturale vocazione turistica che la nostra isola ha, ma anche sotto il profilo economico. Il mare ha tante di quelle suggestioni, tante di quelle possibili opzioni produttive e realizzative che francamente c'è sempre qualcosa in più da fare rispetto al mare. Questa città ha cominciato a fare, vorrei dire anche non poco, attraverso una sinergia istituzionale che ha visto protagonista l'autorità di sistema portuale, la realizzazione di questa nuova area del porto ne costituisce una testimonianza, ma anche un asset importante per quanto riguarda la filiera turistica, sia quella croceristica sia quella diportistica. E per le vacanze sicure sentiamo i consigli, il servizio. Continua a crescere il fenomeno delle truffe online, nonostante siano generazioni native digitali a sorpresa ad essere maggiormente vittime di questi fenomeni. Dalle frodi con carte di credito al phishing sono generazione Z e millennial e non i senior, e quanto emerge dalle evidenze di Polizia di Stato e Airbnb, che alla vigilia dell'estate delle prenotazioni delle vacanze hanno rinnovato la collaborazione per aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Il testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che già collabora con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online. Amici, si avvicina il periodo delle vacanze e quindi occhio alle truffe. Cerchiamo gli annunci solo dai siti o dalle app ufficiali e preferiamo quelli che hanno già recensioni positive. E occhio ai finti siti che copiano quelli famosi. Occhi aperti anche con le offerte troppo belle sui social. E soprattutto di essere sui siti ufficiali. Occhio a indirizzi strani. E per pagare usiamo le carte di credito e non facciamo mai bonifici su conti strani privati, anche se ce lo propongono, e mai cash.
Esaminiamo sempre i dati dell'annuncio, le foto utilizzate e tutte le informazioni di contatto che sono presenti. E facciamo una ricerca per immagini, sempre per evitare che quello che vogliono darci corrisponda in realtà ad altri immobili. Mai fare trattative via messaggini, per esempio WhatsApp. Ma per chattare e scrivere usiamo sempre la piattaforma, anche perché è assicurata. Una volta prenotato, sentiamo il proprietario, telefoniamogli e mettiamoci d'accordo per il nostro arrivo. E se non ci risponde, non partiamo e chiamiamo il servizio clienti per spiegare cosa è successo. E in caso di problemi sul posto, documentiamo sempre tutto con le foto e mandiamole all'assistenza per avere un rimborso. Secondo il report 2023 delle attività di polizia postale per la sicurezza cibernetica, l'anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un conseguente incremento del denaro sottratto che è passato da 114 milioni di euro a 137 milioni. Sono invece 2.500 i siti di phishing individuati e bloccati da Airbnb solamente negli ultimi 12 mesi, anche se l'opinione comune è che i baby boomer siano i più a rischio truffa. Nella realtà i millennial ammettono di essere disposti ad azzardare acquisti d'impulso se ciò comporta un risparmio in termini economici. Le persone di questa fascia d'età, infatti, sono più propense a mettersi d'accordo al di fuori delle piattaforme di prenotazione affidabili, esponendosi in questo modo a un maggiore rischio che qualcosa vada storto. Infine, l'attitudine rilassata nei confronti dei social media che si frequentano ogni giorno può essere tra le cause che espongono i più giovani alle brutte sorprese. Valentina Reino, responsabile relazioni istituzionali di Airbnb Italia, ha dichiarato: ci troviamo nel pieno del periodo delle prenotazioni. Questa iniziativa vuole aiutare le persone a capire quali siano i campanelli d'allarme da cogliere, le buone pratiche da adottare. Quando si tratta di prenotare su Airbnb, incoraggiamo i nostri ospiti a comunicare, prenotare e pagare solo sulla piattaforma dove le transazioni sono sicure e possono contare anche su Aircover, il nostro programma assicurativo a tutela di host e ospiti. La grandissima parte dei tentativi di raggiro avviene infatti al di fuori del nostro sito. Se si è effettuato un pagamento fuori dal sito è necessario contattare subito l'assistenza clienti, che è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. I precari Covid chiedono la stabilizzazione, sit-in davanti l'ASP in via Giacomo Cusumano a Palermo, del personale amministrativo e tecnico che dal febbraio 2023 non ha più un contratto e che ad oggi si trovano senza un lavoro. Nelle altre province della Sicilia le stabilizzazioni sono state completate. Il servizio da Palermo. Questi lavoratori del settore amministrativo e tecnico sono senza contratto dal 28 febbraio 2023, quindi da quella data sono stati lasciati a casa. Oggi siamo qui per rivendicare il diritto alla stabilizzazione ex legge 241/23 e per programmare il futuro di questi lavoratori, così come hanno fatto altre aziende a Palermo e provincia. Non lavoriamo più da 1 anno e mezzo e mi piace specificare il fatto che non abbiamo lavorato soltanto durante un'emergenza pandemica in cui non lavorava nessuno, ma abbiamo svolto anche il lavoro ordinario all'interno dell'ASP. Siamo qui oggi per manifestare il nostro dissenso sul fatto che tutti i colleghi delle altre province siciliane hanno trovato una stabilizzazione all'interno sia delle ASP che degli ospedali territoriali, mentre qui a Palermo chi ha prestato servizio presso l'ente ASP si ritrova assolutamente fuori, si ritrova non riconosciuto i 2 anni di servizio prestati. Caronte e Turis inaugura lo sportello con interprete. Sentiamo alcune interviste ai protagonisti da Messina. Un passo in avanti importante, la presentazione di un servizio in più che mancava, che spesso manca a chi magari ha qualche difficoltà in più.
al centro della nostra attività ci sono i clienti e se ci sono clienti che hanno un problema noi proviamo a risolverlo. In questo caso si tratta del problema di una comunità grande, non piccola, quella dei sordi, con una disabilità che spesso non è, anzi, che non è visibile a occhio nudo. Se vedi camminare un sordo non ha una disabilità fisica per cui ti accorgi che ha un problema e quindi il problema spesso è proprio nell'accesso ai servizi e noi abbiamo ritenuto di dover attivare questo sportello virtuale proprio per dare loro la possibilità di informarsi e di acquistare eventualmente il biglietto per le nostre navi. Ecco, materialmente come funziona? Ci sono dei messaggi che aiutano, dei simboli? Ci sarà un vero e proprio sportello, come uno sportello, solo che sarà uno sportello virtuale che funzionerà attraverso videochiamate o messaggi. Ci sarà un operatore che tra l'altro è un madrelingua LIS, che adesso poi avrà modo di dire anche la sua, il quale se sarà impossibilitato a rispondere subito richiamerà il cliente entro 24 ore e si metterà a disposizione per i servizi che il cliente chiederà, dalle informazioni fino all'acquisto del biglietto. Il servizio di interprete LIS è molto importante, questo offerto dalla Caronten Tourist per tutta la comunità dei sordi, non solo in Italia ma anche in Europa e anche a livello internazionale. Fino ad ora i sordi avevano avuto difficoltà per quanto riguarda le informazioni che non c'erano e quindi si era sempre costretti a venire qui a chiedere informazioni ulteriori per quanto riguarda il biglietto oppure informazioni riguardanti le tipologie di biglietto. In questo modo vengono abbattute le barriere e quindi è un passo in avanti. In Italia quanto è difficile in genere viaggiare? Ci sono molte difficoltà. Caronten Tourist sta presentando qualcosa di innovativo o è già presente in diversi altri posti? Ci sono dei servizi che conosco in altre parti d'Italia, però non tutte le regioni presentano questi servizi. Abbiamo la fortuna qui a Messina di avere questo servizio con la Caronten Tourist, che è finalmente un punto di accessibilità per il mondo dei sordi e anche un motivo di orgoglio per tutti noi. Si è svolto ieri sera il 25° premio di arte e di cultura siciliana Ignazio Buttitta presso il piazzale Caos Natale Pirandello, articolato nelle sue varie sezioni. Il servizio. Si è svolto ieri sera il 25° premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta presso il piazzale Caos Casa Natale Luigi Pirandello, articolato nelle sue varie sezioni. A fare gli onori di casa Lina Urso Gucciardino, presidente del centro. Sì, dire che sono soddisfatta è poco, una serata veramente bellissima che fa capire che l'impegno che mettiamo o i sacrifici magari che facciamo ne vale la pena, perché mi accorgo che la gente ha bisogno di queste cose, di questi momenti di sicilianità, di incontri a parlare della nostra Sicilia, della nostra terra, delle cose belle che ci ha dato e che noi vogliamo continuare a mantenere e trasmettere e tramandare proprio ai nostri giovani. E sono veramente contenta e ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Una manifestazione che è grande proprio perché ci sono tante persone grandi e speciali che lavorano per essa. Grazie. Il premio speciale è stato dedicato al medico Antonio Patti, assegnato a Don Angelo Chillura. Quindi premi letterari, testi teatrali, saggistica, quello della sezione narrativa e raccolte di poesie in italiano. Tra i premiati anche Mario Sorbello, attore che si è esibito con un omaggio a Ignazio Buttitta. Parliamo di questo premio Ignazio Buttitta consegnatole dalla giuria. Per me è stato un grande onore. Dopo 16 anni di continue repliche di questo spettacolo, che comunque ha avuto sempre però un ampliamento in questi anni, perché prima è stato dedicato, aveva un titolo, La mia vita vorrei scrivere cantando, e infatti lo spettacolo nasceva da un libro di Ignazio Buttitta, dove io però ho voluto esaltare soprattutto la lingua siciliana. Infatti lo spettacolo dal primo minuto fino alla fine è tutto in siciliano, non esiste nessun termine in italiano, tant'è vero che poi lo spettacolo inizia con il manifesto di Ignazio Buttitta, la poesia, lingua e dialetto. Mi ha colpito tanto, come ho detto poc'anzi qui al pubblico, io mi sono intestardito anche perché lo ritengo il più grande poeta popolare italiano,
però purtroppo da qualche anno dimenticato. Soprattutto le istituzioni si dedicano poco o perlomeno non dedicano lo stesso tempo che viene dedicato a Rosa Balistreri. Tant'è vero che poi lo spettacolo ha avuto anche uno sviluppo negli anni. Il titolo è diventato Una rosa pittia, perché ho unito le due anime, la poetica di Ignazio Buttitta e il canto di Rosa Balistreri. Tra le altre cose, molte delle canzoni di Rosa Balistreri sono scritte da Ignazio Buttitta. Ma ripeto, l'obiettivo principale è quello dell'identità siciliana, che tra le file dei ragazzini si sta perdendo, e credo invece che esaminando i temi universali di Ignazio Buttitta può ritornare in auge l'identità siciliana. Tra i premiati anche il professore Calogero Foti e Vincenzo Patti, pittore. Quanto è importante un premio come questo per lei? È tantissimo importante, perché mi riporta alle mie origini e quindi molto emozionante per me essere qui. Lei, diciamo, lavora nel campo della medicina, no? Della medicina, sono fisiatra, mi occupo di riabilitazione. Cerchiamo appunto con le nostre tecniche di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, e devo dire che nel Mediterraneo in questo momento ce n'è veramente tanto bisogno e quindi stiamo lavorando per quello. Speciale, un premio importante. Per la verità tutti i premi sono importanti, ma questo di questa sera ha una marcia in più, perché mi avvicina ulteriormente alla grandezza del mio carissimo fratello Antonio. Quindi pertanto vi ringrazio la Presidente, la dottoressa Alina Urso Gucciardino e tutta la commissione esaminatrice per avermi conferito questo ambito riconoscimento. Quindi premi letterari. Uno è andato all'attore Mimmo Galletto. Ce lo fai ascoltare? Nel momento in cui avesse bisogno di spiegazione, non è più una poesia. La poesia deve assolutamente entrare nel sentire degli altri. La vogliamo sentire, Mimmo? Io chissà non me la ricordo stasera. Proprio chissà. Regalacene un'altra, dai. Veloce, la prima che ti viene. Tu, microfono vicino però, mi voleste bene. Dentro l'occhio nigore come una notte ti lucia una grazia maliziosa femminina, ed arrediato in una rasata fina che vicini legge ancora, diceva tu, vero è che sei poeta? E che fa? Scrive poesie d'amore? S'annamorano i femmine? Che fanno? Io non ti diceva né sì né no. Pensava che era solo tu la mia poesia, che solo tu l'hai tu scrivendo, e che lo fare tu mi innamorava lo cuore, l'occhio, ogni pensiero e funno. E ora concisine, care Giuzza, ora a tia sola, volesse cantare una canzonetta china dall'amico che mi imparavo già quando era nico, sentendola cantare alle vedrane. Una canzonetta antica, che ora non mi viene a dire, che non dico, ma che io non cuore e servo le parole d'amore e d'amarezza che ora, vedi me, non te posso dire, perché ora posano malinconia, lo tempo che passano con contentezza. Grazie. A leggere le motivazioni dei premi diversi colleghi, Daniele Spalanca, Paolo Picone, Giada Attanasio e la nostra Margherita Trupiano. Saluto a tutti, intanto grazie ancora una volta alla Presidente del Centro Guttuso che ogni anno mi delizia facendomi parte di questa giuria, e vi assicuro che è una cosa veramente bella e importante, perché credo che noi abbiamo un grande privilegio, quello di riuscire a cogliere queste impressioni, questi valori, queste tradizioni, questa storia nella
quella sua essenza di sicilianità che questi poeti ci mettono sul piatto, e il fatto che ci siano tanti ex aequo la dice lunga sul nostro difficile lavoro. Bene, questo è tutto. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul sito internet www.televideoagrigento.tv, in tutta Italia sull'LCN 268 e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica alle 9 del mattino. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.